oggi vi spiegherò. Intanto sono Flavo Bomber 1, non c'è bisogno manco che mi presento perché voi mi conoscete in tanti, perciò anche al nord Italia mi conoscono, quindi figuratevi. Eh, Perciò allora oggi vi parlerò di un argomento diciamo un po' che ha scosso le mie emozioni. Cosa voglio dire? Il principio, quello esatto qual è? È che io voglio valorizzare la mia lingua, invece intendo la gente del luogo, della Sicilia, i siciliani, non valorizzano bene la loro lingua, mentre i napoletani sì, ma voi mi dovete spiegare una cosa, ma è possibile che i napoletani vengono sentiti persino in America e qua vengono ascoltati soltanto a Catania, Messina, Trapani, Palermo, ma che discorsi sono? No, è vero che io ci metto a buona volontà, ma così non funziona. Cioè, scusa, quelli non sono non sono quelli, i cantanti intendo siciliani, lavorano sul disco della canzone, pure vengono rinfacciati dai siciliani, quindi guarda che belle cose ci sono qui in Sicilia. Invece io credo che la mia lingua, cioè il siciliano, dovrebbe essere in tutto il mondo e io lavorerò in questi 2 anni, fino a 18 anni, per migliorare la lingua siciliana e credete che ci riuscirò. Lo so parlare il siciliano, però diciamo che io parlo di più l'italiano giustamente perché a scuola mi hanno imparato così a parlarlo. Perché se no, se fosse stata la scuola siciliana, nel senso di quelle degli anni 90, anni 85, mi avrebbero detto no, tu a parlare in siciliano perché così porti avanti la tua lingua, e perciò ed è vera questa cosa, perché più parli in siciliano più porti avanti la lingua, giustamente, però è giusto anche parlare l'italiano perché io sono fondamentalmente sono italiano, il mio sogno siciliano.